bere tra le mani, con il ghiaccio dentro al bicchiere, faremo un brindisi tintinante. La festa è davvero mondiale ed è questa luna gigante. L'ha detto che in terza classe, in terza classe si viaggia male. Il concetto sembra mettere due piazze, si sa meglio che in ospedale. Ai caponi ci hanno sempre chiamati, ma qui ci trattano da signori. Sembra piove si può star dentro, ma col bel tempo veniamo fuori. Su questo mare nero come il petrolio, ad ammirare questa luna metallo. Quando suonano le sirene, sembra quasi che canti il gallo, mi sembra quasi che il ghiaccio che abbiamo nel cuore piano piano si vada a sbagliare. Il profumo di questo vapore, di questa vacanza in alto mare. Gira, 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 gira l'elica, e gira, gira che piove e nevica. Per noi ragazzi di terza classe, che per non morire si va in America. Marconita sulla sua torre, le lunghe dita celesti nell'aria, trasmetteva salute e speranze per questa crociera straordinaria. Riceveva messaggi di auguri in quasi tutte le lingue del mondo. Comunicava da Vienna a Chicago in poco meno di un secondo. La ragazza di prima classe, innamorata del proprio cappello, quando la sera lo vide ballare e lo trovo subito molto bello. E se per via di quegli occhi di ghiaccio così difficili da evitare, e so magari con un po' di coraggio prima dell'arrivo mi farò baciare. Com'è bella la vita stasera, dall'amore che tira e un padre che predica, per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America.